Ernestina dalla Corte Lucio e benvenuti a una nuova puntata di Ernestina dalla fine del mondo, eccellenze dolomitiche. Oggi siamo a Padova, a Villa Contarini, questo luogo splendido per raccontarvi di Cassius Veneto, un evento che sa radunare il meglio dei prodotti tipici locali, anche con l'artigianalità veneta. Venite con noi! Cari amici ascoltatori, è un piacere portarvi con me alla scoperta di questo evento e di questo bellissimo luogo in Veneto che merita assolutamente di essere conosciuto. Con il team di Ernestina dalla fine del mondo siamo giunti a Piazzola sul Brenta, in provincia di Padova, per la 20ª edizione di Cassius, un importante evento dedicato al settore lattiero-caseario e agroalimentare, con oltre 500 formaggi in concorso. Sono qui insieme al presidente della regione Veneto, Luca Zaia, e ai miei colleghi di Veneto Creators per contribuire alla valorizzazione e promozione dell'evento attraverso contenuti innovativi e nuove modalità di comunicazione. Speriamo anche di entusiasmarvi e che lo teniate in considerazione se venite in Veneto l'anno prossimo. Eventi come il Cassius e il Festival delle DOP rappresentano un'opportunità unica per diffondere la cultura enogastronomica del Veneto, celebrando la qualità e le tradizioni dei prodotti tipici. È fondamentale promuovere manifestazioni di questa portata che richiamano migliaia di visitatori e professionisti da tutto il mondo, perché contribuiscono non solo a valorizzare il territorio e le sue eccellenze, ma crediamo anche che a sensibilizzare il pubblico su tematiche di sostenibilità e innovazione nel settore agroalimentare. Diffondere questi eventi significa accrescere la consapevolezza e l'orgoglio per il patrimonio culturale e gastronomico del Veneto, quei prodotti che anche i nostri antenati facevano a casa. Tutto è avvenuto negli splendidi pressi di questa Villa Veneta che di per sé merita una visita. Parliamo di Villa Contarini, Fondazione G.I. Ghirardi, che sorge a Piazzola sul Brenta, Padova, sui resti di un antico castello costruito dalla famiglia dei Dente intorno all'anno 1000. Acquisito dai Carraresi, signori di Padova, fu ereditato da un membro della famiglia Contarini. Oggi la villa è sede di importanti fiere ed eventi come il Cassius. L'evento riunisce grandi caseifici e piccoli produttori di malga, dando vita a un confronto che dura da 20 anni e che ha visto una crescita esponenziale di partecipanti e interesse. Nel 2023, infatti, i visitatori hanno superato quota 80.000 e altre 500 formaggi hanno partecipato al concorso. Con dimostrazioni live e degustazioni, l'esperienza è a 360. In questa edizione 2024 si sono registrati circa 100.000 persone e si è mantenuto lo spirito internazionale avviato 2 anni fa, ospitando e presentando 3 affascinanti percorsi in questa mostra. Cassius Veneti, riservato ai produttori della regione Veneto, Cassius Italia, per i produttori di tutta Italia, e anche per la prima volta Cassius Mundi, un'area espositiva dedicata ai formaggi stranieri perché dall'incontro di sapori nascono le più gustose collaborazioni con anche sapori e formaggi dall'Uruguay. E approfittiamo per salutare i nostri ascoltatori uruguaiani, discendenti di bellunesi e non solo. Sono state 2 giornate ricche di occasioni per apprezzare il gusto autentico dei formaggi, con degustazioni guidate, abbinamenti enogastronomici, incontri con casari, masterclass e momenti di formazione e confronto. Con un calendario di 90 appuntamenti, le prenotazioni erano già esaurite prima dell'apertura della Kermesse. Quest'anno, inoltre, Cassius si arricchisce, ospitando l'11ª edizione del Festival delle DOP Venete. Una occasione per apprezzare l'eccellenza delle produzioni casearie del territorio attraverso esperienze pratiche per bambini, degustazioni guidate, cooking show e convegni. Cassius ha l'obiettivo di sottolineare il valore dei formaggi a denominazione e di sviluppare conoscenza e consapevolezza nella scelta dei prodotti caseari. All'interno della manifestazione è stato firmato un protocollo d'intesa
tra la Regione del Veneto, la Federazione Italiana Cuochi e l'Unione Cuochi del Veneto, che mira a promuovere azioni sistemiche nei settori turistico, enogastronomico e culturale. L'obiettivo è rafforzare la formazione professionale e sviluppare nuove competenze nel settore enogastronomico, sostenendo innovazione e sostenibilità. Ma, come vi stavo anticipando, cari amici ascoltatori di Ernestina dalla fine del mondo, sin dall'inizio, le degustazioni sono la parte più gustosa e attesa dai migliaia di partecipanti che possono assaggiare la qualità dei prodotti veneti e non solo. Nelle diverse strutture, gli stand con produttori locali hanno esposto i propri prodotti. Grazie alla collaborazione con i referenti del progetto Lost dei Formaggi, c'è stata la presenza di 8 consorzi di tutela provenienti da 5 regioni italiane: Piemonte, Lombardia, Trentino, Campania e Sicilia. Tra i produttori esteri si segnalano partecipanti da Slovacchia, Polonia, Estonia, Grecia e Bosnia ed Erzegovina. Caseos non è solo un evento dedicato al mondo dei formaggi, ma rappresenta un forte richiamo ai valori legati all'agricoltura, all'innovazione, alla sostenibilità ambientale e al know-how delle imprese produttrici che si distinguono sia in Italia che all'estero. È da 20 anni che continua a farlo. La manifestazione è nata nel 2005 a Verona durante le Olimpiadi dei formaggi di montagna con l'idea di creare una competizione tra i produttori di formaggi del Veneto. Da allora il concorso, conosciuto come Caseos Veneti, è cresciuto esponenzialmente, affermandosi come un vero e proprio evento che, come vedete dalle immagini su Facebook e YouTube, sa radunare migliaia di persone interessate alle eccellenze venete. Anche se vi seguite tramite la versione video di questo programma, potete capire le dimensioni di Villa Contarini e i tantissimi stand. Vi racconto ora di alcune degustazioni molto significative dove sono stata invitata a partecipare. La prima ci ha regalato il profumo della pizza italiana, ma con i formaggi veneti, una combinazione degustazione vincente. Il presidente del Veneto, Zaia, ha ricordato i suoi tempi da pizzaiolo e ha dimostrato che le sue abilità sono ancora intatte. Tutto ciò per valorizzare il lavoro dei pizzaioli e dei prodotti locali, che dimostrano l'uso e la passione mescolati all'artigianalità. Ha anche condiviso un messaggio di superazione e di come non si deve aver paura di ricominciare, raccontando la storia di successo di un suo conoscente. Potete trovare questa storia sul mio profilo Instagram, Facebook e YouTube. È davvero molto simpatica. Dopo siamo andati a una degustazione alla Veneta. È stata organizzata dalla Unione Cuochi del Veneto con un show cooking a cura dei giovani cuochi, ma con un ospite speciale. Il presidente Zaia è chiamato a cucinare un tortello, questa classica bontà italiana, la cui pasta riprende i colori della bandiera regionale veneta. Poi l'hanno abbinato con sopra il tartufo, momento gustoso e divertente, chiuso anche con un ottimo prosecco dell'Associazione Veneta di Sommelier. Poi siamo tornati per un attimo a Belluno, anche se sempre a Piazzola sul Brenta Padova. Continuando con queste degustazioni all'insegna dei sapori autentici delle eccellenze lattiero-casearie del territorio, ha partecipato Latte Busche, una moderna realtà produttiva che opera nel settore lattiero-caseario ma dal 1954 e che in quest'anno compie i suoi primi 70 anni. L'azienda ha sede a Busche, in provincia di Belluno, certo che tanti di voi già la conoscete, questa zona è anche ricca di pascoli ai confini del Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi, tra l'altro dichiarato Patrimonio Mondiale della Umanità UNESCO nel 2009. Loro di Latte Busche hanno proposto Marco Valletta, noto chef che con un show cooking, utilizzando prodotti Latte Busche, ci ha regalato un gustoso momento. Gelato di pere, biscotti e un cucchiaio molto originale e saporito. Sì, avete sentito bene, lo abbiamo pure mangiato. Un pezzettino di formaggio DOP per accompagnare i prodotti Latte Busche in una esperienza rinfrescante con l'aggiunta di bollicine. Hanno coinvolto il miglior prosecco dell'Associazione Sommelier. Per chiudere in bellezza,
E anche con gusto e solidarietà siamo stati accolti dalla scuola Pizzaioli, dal consorzio Prosecco DOC e dall'associazione Vite Vere per una degustazione di pizza e prosecco. Presente anche il formaggio Piave DOP. Tutti hanno contribuito a una gustosa esperienza. Abbiamo incontrato anche 2 brave cameriere che, con la loro simpatia, ci hanno accolto ricordandoci che le sfide vanno sempre superate. Potete trovare su Facebook e Instagram per conoscere ancora di più sulla loro opera a questa associazione Vite Vere. Oppure su Facebook, Instagram e YouTube trovate il nostro saluto assieme ai bravi maestri pizzaioli per la scuola Pizzaioli in Argentina. Istituzioni che entrambi cercano di valorizzare e tutelare la pizza napoletana, patrimonio UNESCO. Così, dal Veneto, un ponte tra Napoli e l'Argentina, là, alla fine del mondo. Caseus si riconferma come un vero simposio enogastronomico capace di attrarre Villa Contarini quasi tutto il mondo della produzione casearia, dalle fattorie alle malghe, fino ai piccoli caseifici e alle grandi latterie. Il format espositivo ha riscosso, un enorme successo, con oltre 1 chilometro di attività sia all'interno che all'esterno della Villa Contarini, tra degustazioni, cooking show, mostra mercato e incontri con i cassari, tutti esaurite già dal mattino delle 2 giornate. Caseus si consolida come un evento di riferimento per il settore lattiero-caseario nazionale, con l'obiettivo costante di valorizzare le produzioni casearie di qualità e favorire un confronto costruttivo tra le realtà locali, nazionali e internazionali. Questi eventi sono fondamentali per promuovere i prodotti locali e sostenere l'eccellenza del territorio. E perciò pensiamo qui, da Ernestina dalla fine del mondo, che è importante dare il proprio contributo per diffonderli e anche, come ho detto all'inizio, per forse entusiasmarvi e farvi partecipare il prossimo anno a Caseus Veneto. Cari amici, oggi la nostra puntata finisce qua. Spero vi sia piaciuto tanto come noi e che sia anche un'opportunità per valorizzare e godersi, anche se alla distanza, le eccellenze venete, le eccellenze dolomitiche. Ricordate che se volete rivedere queste e tutte le nostre puntate, non dimenticate di cercarmi sulle reti sociali dell'Associazione Bellunesi nel Mondo, ma anche le mie personali Facebook e Instagram, con il mio nome, Ernestina Dalla Corteluccio, ma anche sul mio canale YouTube, Migranti TV. Vi aspetto prossima settimana e ricordate, come dice il nostro motto, vicini e lontani, mai soli. Ringraziamo Ignazio Dalla Corteluccio per la musica e il montaggio e Patrizia Lucio alla regia.